La macchina si mette in movimento, rivediamo allora insieme i partecipanti a questa settima corsa e sesta prova e conclusiva della battaglia alla caccia della qualificazione per la finale del Superfrustino. Rugiada SMS, Vampiria Gfont, Quincy Frontline, Stargriff Italia, Unica Kashmar in prima fila, Tarantella Ferm, Una di Maggio, Viola Trio, Verdon doppia VF in seconda fila. La macchina entra ora nella retta delle tribune ed è ormai prossima a staccare. Lancio in questo istante, gran battaglia per il comando, prova ad emergere Stargriff Italia, operazione che riesce, all'esterno è molto veloce anche Unica Kashmar. Stargriff e Unica Kashmar in lotta, poi lungo lo steccato Rugiada SMS. Stargriff resta davanti, Unica Kashmar ripiega davanti a Rugiada, poi Vampiria Gfont, ancora Tarantella Ferm, 200 in 13,6. Ritmo che diminuisce ma sensibilmente sulla retta di là, infatti c'è ancora 14,7, 28,3 di quarto iniziale. Risale a questo punto Tarantella Ferm, in terza ruota Viola Trio, nella scia di Tarantella Una di Maggio, terza per Verdon gruppo in coda Verdon WF. I 600 vanno via in 44,1, c'è stato un 15,8 di terza frazione, Viola Trio insiste in terza ruota, sopravanza Tarantella Ferm, diventa una terza pariglia quella di Una di Maggio, quarta pariglia invece per Verdon WF, al cui esterno è Quincy Frontline, che non riesce però a guadagnare. Intanto gli 800 sono andati in 58,1 con Stargriff Italia sempre salda battistrada. Nella sua scia si mantiene Unica Kashmar, all'esterno Viola Trio seguita da Tarantella, prova in terza Una di Maggio, di dentro è sempre Rugiada SMS. 400 alla conclusione con Stargriff che prova un nuovo allungo, lo segue sempre Unica Kashmar davanti a Rugiada SMS, fa fatica a trovare spazio, l'ha trovato ora Verdon WF, ma Stargriff sembra aver rubato il tempo a tutti. A 200 dal palo Stargriff in chiaro vantaggio, poi Unica Kashmar, Rugiada SMS, Verdon WF a centropista. Stargriff Italia è il triplo per Gabriele Gelormini, il secondo per Verdon WF, il terzo per Unica Kashmar, 1:12,4, ancora 29,5 a chiudere con 14,8 per l'arrivo, 12,4 la media complessiva. Stargriff Italia e il terzo successo di Gabriele Gelormini. Eccolo qua, le battute finali. Stargriff Italia che viene a concludere nel più facile dei modi, poi più indietro vedremo al secondo posto Verdon WF che ha un po' litigato nelle battute, nelle retrovie, fatto fatica a trovare l'aria per correre, e poi il terzo posto per Unica Kashmar, Roberto Andreghetti, il terzo posto per Unica Kashmar con Antonio Greppi. Eccolo qua, il quarto di Rugiada SMS con Gianvito D'Ambroso e il quinto posto di Vampiria Gfont, Antonio Esposito. 90 vince quindi Stargriff Italia, training di Alessandro Raspante, colori della scuderia Bettonica, 1:12,4 la media al chilometro. In salchi ancora lui, Gabriele Gelormini.